Siamo qui con mister De Battista del Borgo Valbelluna. Mister, un inizio shock e poi una partita che avete cercato di ritirare dalla vostra parte nella ripresa comandando il gioco e sul finale è mancato il guizzo per il pareggio. Beh sì, certo è che partire in questa maniera qua era tutto tranne quello che avevamo preparato. L'unico concetto è che dagli errori bisogna saper imparare, spero che sia anche il caso di metterlo in pratica questa cosa, perché comunque su un campo del genere non puoi dopo 40 secondi prendere un gol in questa maniera qua, cioè puoi perché ci siamo riusciti, però vanifica un po' anche tutto quello che prepara e anche indirizza una partita che poi in un campo giocato così si fa anche più fatica a costruire. Entrambi i gol erano inevitabili sinceramente. La reazione è stata buona, sul secondo tempo la squadra ha giocato, ha lottato e difatti su un episodio siamo riusciti anche a trovare un gol, anche lì è una palla giocata in avanti dal portiere, quindi è evidente che il campo sia condizionato in certe giocate, però l'attenzione deve essere raddoppiata, era quello che ci eravamo detti prima, sicuramente non si è stati bravi a farlo, gli errori li paga questa categoria qua e quindi oggi si è visto, io ho visto un equilibrio totale per quello che riguarda le forze delle due squadre. Abbiamo perso anche oggi, quindi il momento non è dei migliori, siamo anche in emergenza totale perché domenica scorsa è partito il terzo crociato della stagione, io in tanti anni che lei non l'ho mai visto una cosa del genere, avevamo 2 squalificati però eravamo fuori, ovviamente era una squadra in emergenza, però nell'emergenza come si è visto era una partita dove si poteva portare a casa sicuramente qualcosa in più, quindi resta la delusione e quella è forte, perché quando soprattutto è causata da tuoi errori è ancora più dura da digerire, però insomma dai, avanti. E da qui aprile è ancora abbastanza lunga, chiaramente questo era uno scontro diretto per la salvezza, però ci sarà ancora possibilità di portare punti a casa. Cosa serve? Qual è il passo in più che serve per migliorare, soprattutto in trasferta, dove faticate un pochino di più? Insomma adesso c'è da fare dei ragionamenti, perché noi in questo periodo qua abbiamo tenuto duro, c'è anche da capire, questa è una categoria dove il livello dei giocatori è importante, noi abbiamo tanti giocatori che devono farsi molta esperienza in questa categoria, ora è venuto a mancare anche Pellicanò, sinceramente perdere Demi, Pellicanò, Malacarne e Mignati all'inizio dell'anno sfiderei chiunque a tenere botte e a non far mercato come abbiamo fatto noi, ma noi l'abbiamo fatto con la coscienza di avere un gruppo forte, ora c'è da capire perché dopo l'infortunio di Pellicanò sinceramente la situazione è abbastanza critica, però insomma punti si fanno giocando come i secondi tempi, perdere si perde come giochiamo il primo tempo, questa credo che sia abbastanza per essere un po' più asciutti nella risposta, è quello insomma dai, le due cose che non si devono fare le abbiamo viste e quelle che si devono fare idem. Grazie mille mister. Ciao.